datti una calmata, amaci come noi ti amiamo e le cose andranno meglio, e per il tuo paese e per i nostri paesi. Viviamo su questa terra, siamo figli di questa terra, trattiamoci come fratelli di questa terra. Dobbiamo produrre amore, vendere amore, prospettare amore. Mi sono dovuto sorbire anche l'autoelogio di Vittorio che ha detto: io in tempi non sospetti ho detto che Trump era questo, era quest'altro. Vittorio, ma voglio fare in culo. Edizione straordinaria, edizione straordinaria. Vittorio Le Donne non ha ancora scattato quella foto. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. C'è sempre... perché mi guardate così subito? Andiamo in ordine, in ordine. C'è sempre il buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti e bentornato, me lo dico da solo, su questi schermi. E poi il testimonial del fatto che viviamo in un mondo al contrario, c'è Vittorio Le Donne. Ma stai zitto, ma vi siete fatti la settimana lunga in montagna, bastardi? Ma non è vero. No, io ero raffreddato. L'hai raffreddato. Avevo l'allergia, ce l'ho ancora adesso l'allergia, però ai tempi vabbè. avevo il naso chiuso settimana scorsa. Sì, beh, comunque dicevi mondo al contrario, citazioni di un certo tipo. Assolutamente, io sono sempre più convinto che tu possa essere l'ambassador del mondo al contrario. Quale onore? Perché tu proprio testimoni quello che è il mondo al contrario, no? Cioè quello che dovrebbe essere, insomma, hai capito. Ma per caso stai dicendo in merito alla bellissima maglietta che ho portato oggi? Ecco, allora, chi ci sta seguendo come radio non lo può vedere, ma chi ci sta seguendo da casa o dalla diretta Facebook, YouTube, cugino, descrivi la maglietta che stai indossando. Allora, questa meravigliosa maglietta, innanzitutto, il bellissimo volto di Silvio Berlusconi. Presidente, sempre con noi. La scritta superiore che recita Comitato Anarco-Stalinista e sotto una delle sue frasi più celebri: siete oggi e come sempre dei poveri comunisti. Questo è un piccolo tributo a un personaggio che si fa chiamare Tony da Milano. Bene. Famoso in altre trasmissioni, è un piccolo omaggio. Non invitiamo a seguire, invitiamo a seguire i Barbari Eleganti su Radio Libertà, ovviamente. E nulla, non capisco bene la correlazione tra il comitato anarco-stalinista e il cavalier Berlusconi, però comunque nel caso... Non devi farti domande, cugino, apprezzala e basta. Ci sono domande senza risposta, ma non ci sono risposte senza domanda. Esatto. Comunque, allora, non lo so, Gazza, come va? Come è passato il weekend? Come è passato la settimana? Tutto bene, weekend piovoso, in verità non ha piovuto. Piove oggi, però... Abbiamo la depressione della pioggia meneghina. No, io dopo... al contrario, io quando piove sono contento. Ah, tu sei meteoropatico al contrario. Sì, però quando c'è il sole è un po', normale, sì, sono contento anche quando c'è il sole. È tornata la famosa allergia. Ecco, infatti quella di cui parlavo prima. No, però devo dire che settimana scorsa Milano un bordello. Cioè, nel vero per la senso Design della parola, Week. Un bordello all'aperto, esatto. Lasciamo perdere. Purtroppo questa città gli influencer la stanno riducendo a una vetrina per scrocconi. Assolutamente, davvero. non solo gli influencer, ma anche gli assessori. Cioè, ci sono la Censi, giusto per fare qualche nome, Granelli, che anche se non è più lì dov'è o è ancora, non lo so, comunque i suoi casini li subiamo ancora oggi. Però anche in termini di viabilità un delirio allucinante. Intere vie bloccate per prenderti uno sgabello dietro, ma puoi farti 3 ore di coda per prenderti uno sgabello o per prenderti l'omaggio, la tote bag di Giorgio Armani? 3 ore di coda per una tote bag. Milano
purtroppo nell'ultimo decennio è diventata una vetrina per scrocconi, cioè questi appuntamenti, il fuorisalone, la Design Week, anche la Fashion Week, non sono più dei belli appuntamenti dove andare se sei appassionato di un determinato settore, oppure per vedere dei bellissimi palazzi di Milano, dei bellissimi giardini che vengono aperti apposta per ospitare queste mostre. Si va solo per scroccare, per seguire quello che ti dice su Instagram Milano da scrocco. Ormai Milano è diventata questa. Esatto. Cugino, però le mie fonti assolutamente attendibili dicono che tu sei stato a tutti questi grandi eventi della città meleghina. Ma sai che anche secondo me No, io sto preparando un esame importante. Secondo me ho passato il weekend a studiare. Secondo me ce l'ha così tanto con Milano, perché deve aver preso certi pali allucinanti nelle scorse sere che per rancore, ma non è vero, la faccia all'unanimità di la faccia da un rancoroso, ma assolutamente no, geloso, invidioso. Marco, non siamo qua a giudicarti, ma dai. No, ma assolutamente. Ma perché dobbiamo parlare di Milano? Ma parliamo della Svizzera. Cugino, cosa sta succedendo in Svizzera? Beh, assolutamente qualcosa di meraviglioso. In Svizzera il signor Jonas Lawiner si autoproclama re dopo aver acquistato 149 terreni in 9 cantoni, un impero di 114.000 metri quadri. Il trentenne di Zugo ha acquistato 149 terreni sparsi in 9 cantoni e su 83 strade. Cioè, praticamente, come sapete, la Svizzera, che è l'unica repubblica direttoriale al mondo, studiamo le forme di governo, unica repubblica direttoriale al mondo, ha questo signore, questo tal Jonas Lawiner, che vorrebbe instaurare la monarchia. Cugino, da quanti secoli è una repubblica la Svizzera? Praticamente da sempre. Da sempre. Da quando è come stato unitario svizzero, poi comunque hanno la loro forma federale, certo. È da sempre una repubblica. Certo. Uno stato federale non può che essere una repubblica, tranne alcune cose, sì. No, il punto è, si può fare una cosa del genere? Cioè, se un giorno qualcuno disponesse di una disponibilità economica sufficiente per poter mantenere le successive 40 generazioni e decidesse di usare questa disponibilità economica non per godersi la vita o fare beneficenza, ma per acquistare terreni per poi poter reclamare un potere di imperio su questi terreni, un po' come i Propal accusano qualcuno di aver fatto. Assolutamente no. No, non è andata assolutamente così. No. Comunque, secondo me il ragazzo ha giocato un pochettino troppo ai videogiochi come Age of Empires o Europa Universalis 4 e adesso crede di poter autoproclamarsi monarca e di creare il suo regno personale. Questo ahimè succede quando, soprattutto tra i sostenitori della monarchia, come qui presenti, abbiamo anche qui fonti certissime che qualcuno qui alla mia destra, il nostro Marco Rubeo, era pronto a autoproclamarsi principe di Roccaraso prima dell'invasione di Rita di Crescenzo. Io me lo ricordo. Confermi. Sì, io me lo ricordo, assolutamente. Comunque non mi dispiacerebbe essere proclamato principe di Roccaraso. Però devo dire che questo personaggio ha tanta personalità, cioè nel senso ci vuole anche coraggio ad acquistare 149 terreni e tutto il resto e autoproclamarsi, significa che ci vuole anche un certo stile a proclamarsi, ci vuole anche un certo stile, dittatore o presidente. Esatto. Noi al massimo qua in Italia ci siamo limitati a Davide Lacerenza, re di Milano della cantoneria, e comunque ha molta più dignità Davide Lacerenza di questo qua. Questo signore. Esatto. Ma Gazza, ma tu ci andresti a vivere in questa nuova Svizzera
a mo' di monarchia? Ma è da vedere. Dipende quanto assoluta è questa monarchia. Esatto, prima dipende da quello, poi i servizi che offre, poi insomma ci sono un po' Beh, di non credo fattori. che Gazzola sia interessato ai diritti civili, cioè visto le sue simpatie filorusse, quindi... Ma no, vabbè, ma non per ma tu forza, non per vuoi forza. essere Anche- querelato a tutti i costi, Ma no, secondo ma non me. per forza. Anche vedendo quello, cioè, credo che se avesse un minimo di efficienza questo nuovo Stato per Gazzola andrebbe Ragazzi, bene. ma è meglio avere i diritti civili o uno Stato efficiente? È meglio avere i diritti civili o una metropolitana bella come quella di San Pietroburgo dove puoi andare a qualsiasi ora del giorno e della Allora, notte e non ti succede rispondo, niente. la metropolitana la prendo pochissime volte, Ecco. quindi la metropolitana Ecco. me ne frega poco. Sì. Non lo so, dipende, cioè, bisogna studiarle le proposte, non è che puoi Ok, abbiamo capito, accettare, dipende da quale schierarti così parte a della cuor Svizzera e leggero. quali montagne sono presenti nel suddetto regno, Tra per l'altro, convincere. tra l'altro, questione interessante, perché come è riuscito però l'uomo ad acquistare così tanti pezzi di terra? Il re ricercava nei registri catastali proprietà abbandonate, magari in seguito alla morte o al fallimento del proprietario, e che sono tornate al comune. Il comune spesso non se ne fa nulla e le mette in vendita a prezzi molto bassi, anche 200-300 franchi. A quel punto Luwiner arrivava e comprava le proprietà, ampliando i suoi possedimenti. Alla fine il regno di Burgdorf ha preso vita. Cioè, avete presente tutti quei comuni del centro-sud Italia o anche della Sardegna, disabitati con 50 abitanti, dove ogni tanto esce la notizia, comune mette in vendita le case a €1, però tu devi andare a ristrutturarle. Cugino, potremmo fare questa cosa anche noi? Cioè, in pratica vuoi creare anche tu il tuo regno personale con blackjack e squillo di lusso, No, come vabbè. insegna Futurama. No, vabbè, questo io mi disallineo da questo. Vabbè, ma per quello nel centro Italia c'è già San Marino, ha detto a quello. Però comunque non ci vedo nulla di male, ecco. Più che altro la questione dottrinale sarà semmai a chi debba andare il potere d'imperio su queste terre. O no, Gazza, tu che sei studiato... Sono d'accordo anch'io. Cioè, Sono basta d'accordo. il potere d'imperio a mo' di sistema feudale per questa dissipazione del potere a livello locale, oppure dici dovrebbe ancora prevalere lo Stato su queste terre? Parla come Magni. Secondo me è lo Stato. Ok, quindi questo è un limite al concetto di proprietà privata. Secondo me è Cioè, lo Stato. il fatto che tu sia, proprietario sveglia, di un terreno non ti dà il si potere. sveglia il primo Trump Ecco. non altri. No, ma sei diventato anche tu un anti-Trumpiano adesso, ma sono rimasto solo io a difendere Trump in questa trasmissione. Si sveglia il primo miliardario di turno, ti compra tutte le case, tutti i terreni, così e fa il suo Stato. Cioè, capisci che non ha senso, no? Quindi un minimo lo Stato deve esserci. Bene, Insomma, ragazzi. Gazzola potrebbe accettare solamente se la forma statale sarebbe quella del Soviet Supremo. In quel caso Gazzola probabilmente accetterebbe. No, dai, adesso senza esagerare, ovvio che sì. Cioè. Benissimo, ora direi di andare con la prima canzone, anche in ossequio alla mia splendida maglietta. Bene, i Depeche Mode con A Pain That I'm Used To.
Rieccoci su Radio Libertà. Con i Barbari Eleganti. Ovviamente con i Barbari Eleganti. Dopo A Painted I'm Used To dei mitologici Depeche Mode. Finalmente, cugino, direi abbiamo eliminato Vasco Rossi dalla discografia. Vasco Rossi non elimineremo. Comunque, a proposito di Barbari Eleganti, cioè io volevo rendervi noto quello che è successo ieri a un pranzo a cui ho partecipato dopo un evento del partito, ecco. Per la grande sfortuna di Gaz stanno aumentando i casi di persone che ci riconoscono quando andiamo a certi eventi. Questo non lo sapevo, io non c'ero. Chi vi ha riconosciuto? Dei ragazzi, non si possono fare nomi, ovviamente, per privacy, poi ti spiegherò magari dopo. Però mi chiedono... Ma non della nostra provincia. Non della nostra provincia, non della Aia. nostra provincia. E che mi dicono: ma tu sei quello dei Barbari Eleganti, cioè Gazzola, ormai stanno aumentando i nostri fan. La nostra fan base cresce a vista d'occhio. Sì, non so quanto esserne contento di questo, perché sono anche curioso di capire quale sia la nostra fan base, cioè il livello, perché se il livello è quello è un livello basso, un livello molto basso. Se il livello, il prototipo della nostra fan base siamo noi, cioè dei maschi tra i 20 e i 30 anni con basso... Dei maschi sessisti, razzisti, esatto, omofobi, xenofobi, poi tutto ofobo. Maschilisti, giusto regia? Maschilisti. Trampiani. No, questo no, Trampiani. Trampiani no, assolutamente. Trampiani no. Sostenitori della Meloni. Assolutamente. Vabbè, quello insomma. Non è insomma. E quindi ti hanno riconosciuto e cosa è successo? Spiegaci un po'. Quello che volevo che tu sapessi è che la nostra fanbase cresce ormai sempre più spesso. Quando andiamo in giro a questi tipi di eventi veniamo fermati assaliti come delle rockstar. Esatto, rockstar quali siamo? Rockstar lo siamo modestamente, cugino, naturalmente possiamo dire che ufficialmente se Gazzola fosse Ronnie Wood, io e te saremmo ovviamente io Mick Jagger e tu Keith Richards. Esattamente. Ok. Volevo leggere, prima di andare con la prossima notizia, volevo leggere un bellissimo post che ho trovato su Facebook, perché io sono un boomer e quindi quando arriva il timer che non posso più utilizzare Instagram e TikTok perché li ho utilizzati troppo, vado su Facebook, vado sui gruppi Facebook, sulle pagine Facebook che mi escono e leggo, perché su Facebook trovi, penso, le categorie peggiori degli esseri umani che puoi trovare nella vita reale. Assolutamente. Certo. Sì. E ho trovato questa pagina che si chiama Il Lato Oscuro del Calcio. Io ne so di calcio quanto Vittorio ne sa di eterosessualità, quindi insomma cioè, le uniche cose che seguo sono i mondiali. E quindi, non sapendo nulla, ho visto una foto che mi sembra di aver riconosciuta di un certo capitano vestito di bianco, un po' abbronzato, di un certo spessore, che ora credo che sia ancora in galera, questo capitano, dopo aver fatto tornato a bordo. Dopo aver fatto un inchino finito un po' male. E questa pagina, Il Lato Oscuro del Calcio, ha scritto: l'unico a stare in galera dopo aver causato una strage. Nessun altro in Italia che abbia causato una strage è mai andato in galera. Forse perché era di Napoli? Forse fosse stato di Roma o Milano non si sarebbe fatto un solo giorno di galera. Questo paese è razzista nello Stato e quando dico Stato intendo tutte le istituzioni. #Schettino. Ora, io non voglio fare il solito da quale città Da quale città arrivava il comandante, il capitano Schettino, e probabilmente quale squadra di calcio tifa la persona, l'admin di questa pagina Il Lato Oscuro del Calcio. Ma se io, Gaz, ti faccio un elenco di città, ti ci metto Parma, Piacenza, Verona, ti ci metto Alessandria, ti ci metto Modena, ti ci metto Napoli, ti ci metto Palermo, ti ci metto Sassari, Cagliari, ti ci metto Savona, ti ci metto Pesaro e ti ci metto Urbino. Tra queste... E Macerata. Okay. Tra queste... Bolzano. Tra Trento. queste... Trento, certo. Piancavallo. No, Piancavallo no. Ma come Piancavallo non lo conosco, io no. Piancavallo no. Ok. Tra queste. A colpo d'occhio, secondo te, aspetta, non diciamo la città da quale proviene perché sarebbe banale. Sarebbe banale nominare la città. Nomina la squadra di calcio.
che tanto nomina la squadra di calcio. Ci devo pensare. Aspetta. Direi di mettere questo piccolo jingle in sottofondo. Nanna na nanna na nanna 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 nanna. Perfetto, bene, abbiamo fatto la nostra dose quotidiana di razzismo. No, ovviamente ovviamente è solo uno scherzo, stiamo scherzando, salutiamo tutti i nostri ascoltatori partenopei. Assolutamente. Allora, abbiamo tante altre belle notizie, ne abbiamo una in particolare che è una notizia seria che detta così sembra un po' una stupidata, ma in realtà secondo me è una notizia profondamente seria, una notizia che ormai c'ho già 2 settimane, Che ti però culla l'anima. esatto, che ci culla l'anima nelle fredde giornate d'inverno che arriveranno. È una notizia che ormai c'è già più di una settimana, ma settimana scorsa io e Gaz non c'eravamo, quindi la diamo adesso. Allora, i nuovi codici Ateco dell'Istat per la prostituzione ed escort, preso da norme dell'Unione Europea solo attività legali. Il codice Ateco 96, 99 e 92 è relativo ai servizi di incontro ed eventi simili, che ricomprende attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici, tra parentesi escort. Fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi o di prostituzione o gestione di locali di prostituzione. Tassabile il reddito prodotto da attività di meretricio. Ovviamente Maiorino se n'è uscito con grave fisco prevede i nuovi codici Ateco per la prostituzione. Il Codacons se n'è già uscito dicendo che è un cortocircuito fiscale. In pratica, qual è la situazione? In Italia la prostituzione non è mai stata illegale di per sé, solo che mancando le normative per poterla esercitare in maniera legale, esercitarla era praticamente come se fosse illegale. Adesso con i nuovi codici Ateco per aprire la partita IVA, penso che si tratti di quello alla fine, sarà possibile esercitare come si dice, la professione di accompagnatrice di escort o di accompagnatore di escort, maschile o femminile che sia, in maniera legale, pagando le tasse. Quindi sostanzialmente è stata, possiamo dirlo, legalizzata la prostituzione al 100%. Beh, ovviamente penso che qua siamo unanimi, tutti molto contenti di questa cosa, al di là degli scherzi. D'accordo, perché tanto è una delle professioni più antiche che non potrà mai scomparire per ovvi motivi, quindi normale, cioè piuttosto che girarsi dall'altra parte e far finta di nulla, almeno il tema è stato quantomeno hanno iniziato ad affrontarlo. Poi che sia il modello tedesco, svizzero, secondo me ne passa ancora, dei Paesi Bassi ne passa ancora parecchio, però intanto qualche comunque passo in avanti sicuramente è stato fatto. Il problema che mi son posto io è il fatto di dire: vabbè, hanno messo il codice Ateco, no, tutto bene, ma quanti effettivamente lo faranno in maniera legale, trasparente, legale? Ma infatti la battuta che volevo fare io prima di sentire l'opinione di Vitto era: adesso pure quando andremo ad escort ci sentiremo dire 100 senza fattura, 150 con la fattura, come dal dentista. Tu vai dal dentista, dal carrozziere, ti dice, sono 150 con la fattura, 100 senza. Da quello che vuoi, tra un po' le disoneste che adesso col codice Ateco diventeranno oneste, faranno la solita cosa del prezzo con fattura, prezzo senza. Cugino, dai, almeno ma innanzitutto sono felice, così potrò pagare anche con il POS. Quello siamo pur sempre in Italia, cugino. Vabbè, ragazzi. Però su una cosa sicuramente Gaz ha ragione a porre una domanda. Cioè, sicuramente potrebbe averne un ritorno magari chi fa questo mestiere senza una costrizione. Cioè, magari per avere più tutele saranno anche disposte a pagare le tasse con la flat tax, con la flat tax 5% se hanno meno di 30 anni.
Quindi vedrai, ci ritroveremo un sacco di ragazze e di ragazzi che fattureranno fino a qualche centinaio di euro sotto il limite per la flat tax, per non andare sopra, esatto. E poi il resto in nero. Il resto in nero, va bene, all'italiana. Fatta la legge, trovato l'inganno. Sì, sì. Certo, questo potrebbe essere accompagnato anche con una legge che tuteli a livello legale quello che è il mestiere, per dare delle normative che difendano queste ragazze in caso di incontri, diciamo, con persone che possono rivelarsi. Ecco, questo ad esempio poter aprire anche dei luoghi dove queste ragazze possono andare a praticare la professione, magari con chi è proprietario dell'attività, che si occupa anche della protezione, diciamo, della tutela di queste ragazze, che ci siano magari gente che si occupi appunto di mandare via o di cacciare gente che è troppo insistente, oppure che se risulta essere violenta. Quello lì potrebbe essere positivo. Un gran passo avanti. Però è un gran passo avanti, una battaglia storica, quindi assolutamente bene così. Finalmente si iniziano a fare quelle che sono le battaglie storiche anche al governo. Certo. Questo è certamente positivo. Certo, assolutamente. Abbiamo altro da dire, se no andrei con la seconda canzone. Andiamo con la seconda canzone. Il Living Color con Cult of Personality. Rieccoci su Radio Libertà. Ebbene, dopo Cult of Personality di non mi ricordo chi, comunque Colors, settimana di WrestleMania ci sta. Certo, assolutamente. Quello del wrestling. Sì, è la team song del wrestler simpatico. Bello, mi piace. Ora
abbiamo una notizia molto... cioè, allora, innanzitutto leggiamola, poi commentiamola. Sì. Allora, purtroppo leggiamo. Fa causa alla clinica di fecondazione in vitro. Ha partorito un bambino non suo. E fin qua. Un test del DNA ha confermato che il bambino non era imparentato con lei. Christina Murray, una donna bianca, ha intrapreso un trattamento IVF nel 2023, scegliendo un donatore di sperma bianco. Dopo il parto ha scoperto che il bambino che aveva dato alla luce era di origine africana e non era geneticamente suo. Un test del DNA ha confermato che il bambino non era imparentato con lei, portando Christina a scoprire l'errore della clinica di fertilità. Dopo aver trascorso alcuni mesi con il bambino, Christina ha dovuto rinunciare alla custodia dopo che i veri genitori biologici avevano richiesto il bambino. La clinica Coastal Fertility ha ammesso l'errore, ma ha dichiarato che si trattava di un caso isolato e ha introdotto nuove misure per evitare simili disguidi. Ma come si fa? Gaz, questo è il mondo al contrario dell'utero in affitto. Ma come si fa? A parte che è vero, cioè è vero, è vero. Questo è l'utero, cioè, che ti scegli anche, che ti scegli il donatore. È il supermercato di cui abbiamo parlato tante volte, di cui il buon Vittorio invece era d'accordo perché non si capisce il motivo per cui uno debba essere d'accordo col supermercato dei bambini. Beh, questo letteralmente, perché scegli anche il suo colore della pelle. Ma certo, ma assolutamente, ma perché tu non puoi andare ne fai nascere di 5.000, 10.000 e li addestri per farli diventare il tuo esercito di bambini soldato personali. Certo. Quando arriveremo alla società anarcocapitalista potremo finalmente difendere le nostre proprietà con eserciti di bambini soldato. Ma vedi che su qua si fuma l'erba prima di andare in radio. No, quello è molto peggio. È vero, molto peggio, l'erba è ancora troppo poco. Grande fan di Davide La Cerera. Però vedi che queste cose qua le abbiamo sempre dette, no? Poi succedono, esce fuori un articolo, ne usciranno paese del mondo. Paese, sicuramente non la Francia, sicuramente non la Germania, sicuramente non la Russia, ma assolutamente non la Bielorussia, non la ridente Transnistria, nessun paese dell'est, perché lì sono ancora sani, tranne l'Ucraina che comunque con i bambini con l'utero in affitto traballa un po' con le adozioni, traballano. Però prova a sparare, Stati Uniti, Gaz, vedi, Stati Uniti. Vedi? Adesso non so il se l'articolo è che poi quello che accade negli Stati Uniti accade da noi 10 anni dopo, no? Certo. Quindi tra 10 anni noi di queste notizie ormai ne sentiremo anche a Milano. Ne sentiremo, ma non a Milano, sentiremo a Milano. Qualcuna di qua. Te lo dico io, a Milano. Ne sentiremo. Allora, guardiamo il sito Milano. web. Allora, regia, possiamo condividere lo schermo per pochi secondi? Eccolo qui. Questo è grazie regia, questo è il Coastal Fertility Specialist. Tra l'altro sono dei razzisti perché hanno scelto i bianchi, assolutamente. Seguendo le loro logiche, hanno scelto proprio quella famiglia con 2 bianchi. Certo. Lei bionda, sarà occhi azzurri perché poi la figlia l'hanno comprata con gli occhi azzurri, certo. E anche lei probabilmente sarà bionda. Il marito comunque anche lui bianco, quindi c'è anche un cortocircuito. Assistenza personalizzata dai nostri oltre 70 anni di esperienza. Certo. Vi invitiamo a scoprire perché così tante persone ci hanno reso la clinica per la fertilità leader in South Carolina. Vedi, un giorno anche in Italia avremo questi. Mi ricorda tanto il sito del Carrefour. Esatto, è vero, ci assomiglia. Più o meno. Bene. Poi, ma come siete sempre esagerati e disfattisti? A parte il fatto che probabilmente Elon Musk avrà fatto partorire lì ma probabile, chi se ne frega di Elon Musk, 40 figli che ha in questo momento. È vero, probabile. Cioè, ma non è che se Elon Musk fa una cosa, allora un grandissimo saggio, corretta, ma come capito? disse un grandissimo saggio che sicuramente voi non conoscete. Sentiamo. Non è il modo in cui arrivi al mondo a determinare che sei, è quello che fai del dono della vita che definisce chi sei. Allora, di solito quando Vitto dice allora, io Vitto e Scogna abbiamo un gruppo WhatsApp nostro. Quando Vitto dice frasi di questo tipo, o io o Scogna ci tagghiamo a vicenda
e uno dei due deve rispondergli ma vai a cagare, Ma in Vittorio. realtà questo succede quando tu fai le tue cose da signorino della Cattolica, quindi comunque non fai finta, distorciamo la realtà. Fai finta che io abbia taggato Gaz e tu devi rispondergli ma vai a cagare. Ma vai a cagare, Perfetto. Vittorio. Cioè, quindi voi siete addirittura contro la filosofia, cioè siete persone imbarazzanti. Io studio giurisprudenza, quindi della filosofia non te ne frega niente. Esatto. Gaz, c'è un'altra notizia molto più bella che arriva sempre dalla famosa città di cui parlavamo prima, del mitologico Schettino. Esatto. Allora, Gaz, uovo di Pasqua, rossette e caffè. Fermi tutti per un secondo. Io direi che dalla regia dobbiamo chiedere una sottofondo musicale adeguato per questa notizia. Regia, per favore. Vai. Perfetto, adesso ci siamo. Perfetto, grazie. Uovo di Pasqua, rossette e caffè. Scatta denuncia ufficio legale Saldavinci. Il team legale di Saldavinci si dissocia dalle iniziative commerciali di vendita dell'uovo. Grazie. Allora, cosa è successo? Si è presa anche questa querela certo. oggi, questa Allora, denuncia, alla grande. Napoli, è stato messo in circolazione un uovo di Pasqua recante la scritta Rossetto e caffè, titolo della canzone di grande successo e molto apprezzata dal dottor Matteo Gazzola. Successo anche da me, successo internazionale del cantante Saldavinci, con tanto di foto dell'artista stampata sul fronte della confezione. Allora, signori, sta per arrivare la Pasqua. Ci piace tanto la Pasqua, ci piacciono tanto le uova di Pasqua. Sapete che ogni anno il prodotto commerciale del momento, quello che va più di moda, ognuno fa il suo uovo di Pasqua. C'è l'uovo di Pasqua della Ferragni, che non è finito molto bene, l'uovo di Pasqua e poi vabbè, quelli di tutte le marche di cioccolato, la Kinder, la Ferrero. Soprattutto la Kinder. Certo, noi non facciamo pubblicità, ma siamo dei grandi fan dell'uovo di Pasqua della Kinder, anche alla nostra veneranda età. Rigorosamente quello dei supereroi. Poi ci sono tutti quelli minori, le sottomarche che si prestano per il film famoso di turno, il cantante famoso di turno, la squadra di calcio famosa di turno. Gazza, tu non hai mai preso un uovo di Pasqua dell'Inter? Certo. Appunto, quelli sono tutte le sottomarche che si prestano poi per fare, per avere queste uova di Pasqua che recano davanti questi personaggi famosi, tra cui ovviamente quello di Saldavinci, che io pensavo fosse vero perché ci si aspettava che Saldavinci, famoso sulla scia del successo che sta avendo, potesse fare un uovo di Pasqua tutto suo. In realtà le uova di Pasqua di Rossetto e caffè di Saldavinci, che stanno girando molto sui social, non sono state autorizzate da Saldavinci. Si tratta di un'iniziativa non autorizzata che ha subito suscitato la reazione del team legale dell'artista. In una nota ufficiale, l'ufficio legale di Saldavinci ha annunciato di aver già segnalato l'illecito alle autorità competenti, precisando che il team legale si dissocia dalle iniziative commerciali di vendita dell'uovo di Pasqua a Rossetto e caffè, in quanto illecite e non autorizzate. Di che posto stiamo parlando? Cioè, non è così grave se ci pensi. Cioè, sta facendo un gran problema. Ma non è così grave. Cioè, tra Schettino e l'uovo di Pasqua e il Rossetto caffè. Ma non puoi dire che non è così grave, è abbastanza grave una roba del genere. Sì, però... Guarda come tutela il suo cantante preferito, cioè proprio... ma scusa... Gli è partita una vena, proprio era incazzatissimo. Allora, se tu iniziassi a distribuire un prodotto con la faccia di Vittorio Le Donne... Vito sarebbe molto contento. Anche se non guadagnasse un euro. No, ma lui potrebbe anche guadagnare, perché mi ha detto che va a pranzo la domenica e si becca qualcuno che ascolta un caso umano del genere, quindi capisci? Dei casi umani del genere, quindi dei casi umani del genere, evidentemente. Però cos'è che stavo dicendo? No, ecco, se iniziasse a distribuire i suoi prodotti guadagnandoci pure, e poi in qualche parte d'Italia dovessero distribuire gli stessi prodotti contraffatti, penso che a Vittorio
amante del libero mercato, perché poi stiamo parlando e della tutela delle aziende private. e della tutela delle aziende private, penso che in quel caso il buon Vittorio avrebbe qualche cortocircuito che non è neanche tanto corto, cioè proprio un grande circuito. Tipo Era pessima Imola. sta battuta. È tipo Imola, sì, con tante curve, Sì. poi un rettilineo, poi Stai facendo la stessa fine di Senna, Imola, in questo no, momento. no, povero Ayrton. Comunque, no, in realtà io sono, anzi, sono contrario ad esempio, il prendersi i diritti d'autore, cose del genere, cioè non me ne frega niente. Ma tu poi vai a professare il libero Ma mercato, non me ne frega, ma se uno volesse farlo con la mia di là. immagine, ma chi se ne frega? Sì, Cioè, dai, poi la poi gente conosce la qualità dell'originale. In questo caso, evidentemente no, infatti- perché stiamo infatti vedi parlando quanti in certe città comprano di Sal da l'originale. Vinci, cioè di Sal da Vinci, cioè probabilmente sarebbe preferibile, almeno per me, mangiarmi un uovo di Pasqua fatto di vetri rotti e chiodi arrugginiti piuttosto che quello di Sal da Vinci. Quello lì è il livello, cioè stiamo parlando di un cantante mediocre. Tu mi insulso. ricordi molto Ma Rita De, basta. tu mi ricordi molto Rita De Crescenzo. Secondo me sei il nipote di Rita De Crescenzo. Ma non è vero, guarda, Sì, sì, la regia ti può confermare che io ho portato la parte di Napoli che rappresenta la qualità e l'eleganza, non quella. Ma cosa, quella canzone urlata di settimana scorsa? Quella canzone lì è una grande canzone, Cosa ha una portato canzone settimana folk, scorsa? una canzone folk che probabilmente è quello che sarà l'album più bello dell'anno. Cosa hai portato credo. settimana scorsa? Ho portato una canzone dell'artista appunto Campana La Nigna che fa musica Nigna. folk, Campana utilizzando Un talent scout, strumenti. il buon Vittorio. Io sono un ascoltatore di musica di livello, non di Rossetto e 360 caffè. gradi. Ma Gazza, ma perché hai nominato Rita De Crescenzo? Che ha fatto Rita De No, Crescenzo? mi è apparsa lì sullo schermo, quindi dovevo nominarla. Ma perché ha fatto qualcosa Rita De Crescenzo? Ma certo, perché no, poi è stato fantastico la scorsa settimana quando ho visto Maria Rosaria Boccia con Rita De Crescenzo. E Rita De Crescenzo che poi dice ai giornalisti: ma devo studiare ancora, poi Per scendere in politica. non so se mi butto in politica, ma mi butto in politica. Ecco, proprio. Grazie per la coda sonora. Esatto, proprio si dice perfettamente. E quindi quando ho visto Rita De Crescenzo con dietro un sacco di gente, proprio per tutti i passanti, no? E annunciare la sua discesa in politica. Ho scelto di scendere in campo. Con quale partito, se non un movimento poteva ha detto ho già scelto il partito, mi hanno già contattato, ma ancora non lo rivelo, lo voglio tenere segreto. Sai cosa significa e chissà questo? Quale partito sarà? Sai cosa significa chissà questo? Quale partito? Che nel cassetto ha già la candidatura col Movimento 5 Stelle. È già non lo avevamo ancora nominato. Collegio uninominale di dove? Di Bolzano? No. Milano? No. Di Trento? Trento nemmeno. Di Savona? E dove vai? Vai più giù. E in quale città sarà, caro Gazzo? In quale città se non la ridente città di Napoli? Che poi poveri napoletani non è che hanno solo Rita De Crescenzo, hanno anche altri certi personaggi, perché questo va detto, anche in Fratelli d'Italia piuttosto che in altri partiti, che hanno i loro rappresentanti cittadini. Ma non ne parliamo, cioè veramente sono. No, è che rappresenta, questo parallelismo, come il Movimento 5 Stelle rappresenta il peggio della politica e della società civile, Rita De Crescenzo rappresenta il peggio della napoletanità. Questi due messi insieme già formano c'è una situazione quello che disastrosa. vedremo tra qualche in più mese. Ti ritrovi Rita De Crescenzo e la Boccia come due statiste che emergono dal popolo. La notizia che volevo dare oggi non riguardava la città, certo riguardava i 5 Stelle e Rita De Crescenzo che rappresentano il peggio di Napoli, ma in realtà la notizia riguarda la capitale d'Italia, che come ci ricorda il Presidente del Consiglio, la capitale d'Italia è Roma. Allora, c'è la regia qua che ci lancia sguardi cattivi perché chiaramente non le piace quando viene nominata la capitale da parte nostra. da parte nostra.
La foto di Rita De Crescenzo con Giuseppe Conte è finta, realizzata con l'intelligenza artificiale. Vabbè. La foto col leader del Movimento 5 Stelle pubblicata dalla controversa TikToker napoletana in corte a Roma non esiste, è frutto dell'intelligenza artificiale. Spettacolo! Rita De Crescenzo ha partecipato, ne abbiamo parlato le settimane scorse, alla manifestazione del Movimento 5 Stelle contro le armi, contro il riarmo, vabbè, la roba lì. È una piazza che comunque Gazza apprezza. Certo, a Roma, portando il suo sostegno a Giuseppe Conte, ha pubblicato sui social una foto con Conte che in realtà poi, guardandola bene, si è scoperta fatta con l'intelligenza artificiale. È fantastica la frase che c'è lì. Date reddito di cittadinanza, non comprate armi. Bellissimo! Usate i soldi per il riarmo per dare redditi di cittadinanza. Ma infatti, secondo voi quando capisci poi perché torniamo indietro al 2018, quando subito il giorno successivo alle elezioni, quando gli abitanti di una certa che insomma dal Po in giù sono andati in tutte le c'è la regia che ci ovviamente togliamo la ridente capitale dello Stato italiano dal conto. Va bene, regia? Perfetto. Rita De Crescenzo erano tra quelli che sono andati a chiedere reddito di cittadinanza il giorno dopo le elezioni. È vero. È vero. Quando era uscito fuori, tipo, elezioni del 4 marzo 2018, Movimento 5 Stelle, primo partito, il giorno dopo c'era stata una manifestazione con quelli che chiedevano subito il reddito di cittadinanza. Senza che nessuno si fosse dietro il governo. Andati in posta a già chiederlo. Sì. E poi vorrei invece chiedere alla regia, ma dopo l'arrivo di Rita De Crescenzo, la città eterna è ancora salva e al sicuro? A scappare o a censurare? Oppure c'è stata una nuova invasione barbarica? Ci sono passati Goti, Ostrogoti, Vandali? In questo caso posso dire che ringrazio Dio di essere a Milano. Ecco, parole forti. Solo in questo caso. Parole forti. Solo in questo caso. Una di noi. Si sveva una di noi, grande, nuova rappresentante della milanesità. Solo in questo caso, ribadisco. Certo. Ma infatti quando sono entrato Sveva mi diceva che bello che siamo in primavera ma ha ricominciato a piovere. Mi piace questo tempo così milanese perché il caldo torrido di Roma non mi piace più. Credo che siano delle illazioni. Rischi la denuncia. Rischio la denuncia. Ora ragazzi, per andare in conclusione, visto che mancano pochi minuti, volevo parlare di una notizia seria, perché ogni tanto bisogna parlare di qualcosa di serio. Perché dici perché questo non era abbastanza serio? Allora, ronde anti-Maranza a Milano, pestaggi e spedizioni punitive, inquirenti al lavoro per ricostruire la rete di articolo 52. Nuovo blitz delle ronde anti-Maranza a Milano, un brutale pestaggio nel quartiere San Siro ai danni di un gruppo di nordafricani accusati di spaccio. Io sono di qua e sono di colore, loro se la prendono con tutti, racconta un ragazzo. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la rete di articolo 52 e cercare di risalire le loro identità, reali o fittizie, ma soprattutto i loro movimenti bancari. Il gruppo infatti aveva fornito ai follower un numero di conto di una banca lituana sul quale chiedevano donazioni. Vabbè, sarà Revolut. Comunque, io volevo capire, cioè secondo voi, quanto è grave il fatto che soprattutto nelle grandi città, soprattutto a Milano, la gente è stanca ed è talmente stanca che si sta organizzando per fare questi pestaggi e queste spedizioni punitive contro i Maranza, contro i nordafricani in zone di spaccio. Cioè, l'emergenza sta nella... Allora, è un discorso, è un concetto complicato da esprimere, quindi cerco di andare coi piedi di piombo. La gravità, come sostiene qualcuno, sta nel superamento dello Stato di diritto, quindi prendersela con loro perché agiscono in questo modo, oppure come sostiene qualcun altro, dove lo Stato non arriva, devono arrivare i cittadini?
È un discorso molto complesso. complesso da affrontare in 10 minuti, cioè neanche 10 minuti. In 2 minuti. 2 minuti. E io dico che, poi vi lascio parlare, non me la sento di condannare questi ragazzi, non me la sento, perché probabilmente se avessi maggiori mezzi, maggiore prestanza fisica e tutto, probabilmente abitassi in zone malfamate, probabilmente parteciperei anch'io a queste cose, ma chiaramente non possono essere giustificati a livello ma vai a cagare, cugino, dai, il signorino della Cattolica, ma guarda qui, guarda, sentiamo la possenza del braccio. Ma vai a fare in culo, ma vai a sentiamo fare il braccio in che possenza. Che signori. Io con molta umiltà ho detto, io non ho la prestanza fisica per fare cose del genere. Fossi alto 2 metri, pesassi 180 kg, sarebbe alto di No, discorso. ma ha ragione, cioè noi parliamo perché comunque siamo fortunati e quindi certe situazioni magari non le viviamo neanche, perché poi Milano, che ci sia un problema con la sicurezza è evidente a tutti, è noto a tutti. È chiaro che nelle periferie o comunque in alcune zone di Milano, ma basta uscire la sera, anche durante il fuorisalone, certe situazioni Io se comunque le abitassi vedevi. in certe zone malfamate di Milano, dove per È la chiaro quinta che volta in un anno mi in sono entrati i periferia- ladri in casa e lo Stato non fa nulla per impedire che questi periferia, continuino a sì, entrarmi sì, i ma ladri in casa, io soprattutto- questi qui non li giustifico, ma li capisco. soprattutto nelle periferie la vita è già ancora più difficile, poi con questi casi lo è ancora di più, quindi laddove non riesce a intervenire lo Stato è chiaro che poi i cittadini ci pensano da soli a difendersi. Cugino? Ma no, è un discorso veramente aberrante. Cioè, così innanzitutto da chi che insomma fa militanza politica perché ci crede è veramente qualcosa di bruttissimo, perché è il fallimento della politica. È vero. È il fallimento della politica, e questo sicuramente sala grandissime responsabilità per il problema della sicurezza a Milano. Ma detto questo, non è un gruppo di facinorosi fascisti che deve mettersi a picchiare indiscriminatamente qualcuno, perché dove sta poi il limite a Anche questo è dire vero. qualcuno vuole magari vendicarsi di una persona, allora dice ho subito, questi non sono la legge, cioè questi magari può arrivare qualcuno a dirgli questo mi ha fatto tizio, mi ha fatto quello, e quelli lì arrivano, le caricano e picchiano, cioè neanche denunciare il fatto ma nel momento in cui vai a denunciare il fatto ai carabinieri e i carabinieri ti ridono in faccia, ma ancora anche a te non viene fosse da reagire così. ma ancora fosse Cicalone che va li filma e poi porta denuncia agli inquirenti, è un conto, ma addirittura arrivare a pestarli può essere tu non sai se quello lì effettivamente ha commesso il crimine oppure no. Come fai a decidere tu di picchiarlo oppure no? In base a che cosa? Che Benissimo. qualcuno È te l'ha detto. tardissimo, dobbiamo chiudere assolutamente, abbiamo già sforato. Allora, speriamo che questa puntata di Barbe Eleganti vi sia piaciuta. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Vi lasciamo con Franco 126 e la sua bellissima canzone che si chiama Gaz Nottetempo? Nottetempo. A settimana prossima e come sempre, cugino, viva i piedi!
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua